Blindo Studios presenta. Di quel porco, insomma, in qualche modo, no? Ecco, poi risponde qualche moglie, che ci vuole fare? Baddia, Teresa Baddia. Vediamo un po' che cosa succede, no? Certo che si sta approfittano di lei, se vuoi diventare velina, vieni, fammi questo e fammi quest'altro. Poi io ti prometto che, uccidiamo le promesse, massacriamo il Mapperò. Poi purghiamo le contesse e sparpagliamo la Popò. Questa è poesia pura, Ah, sì. Beh, metto che... Pronto? Sì, pronto signora, buongiorno. Io vorrei parlare con il signor Edoardo, per favore. Non ci sta, Non ci sta? non ci sta. Ma quando torna? Non c'è. Non c'è perché. Ma che desiderava? Ma io sono Teresa Baddia, voglio fare la velina. Buon appetito, signora, buon appetito. Grazie. Sento che sta mangiando. Cosa mangia di buono? Gli spaghetti. Gli spaghetti. Ma li deve masticare parecchio, signora, perché è un po' che c'ha il boccone in bocca. Per forza, perché sono vecchia. Lei mastica anche il brodo, signora? Mastica anche il brodo? Il brodo come fa così? Ma che vecchia simpatica! Senta, signorina, Nessuno è vecchio! È meglio ridere che pigliarsela. Brava! È vero! Brava! Meglio ride che pigliassela! Bisogna essere forti, andare avanti! Sì, ma sai che io ho una nonna, mia nonna ha 87 anni. Quanto sa lei? No, mia nonna, 87. Ma lei quanti ne ha, Ah, signora? mappera, è forte 87, io sono 79. Sì, signora, ma non sono io che ho 87, mia nonna. È stata brava. Bravissima. È stata brava, mo io auguro a lei io lo auguro. Ah, sì, deve che? Di arrivare a 70, Di arrivare a 87. quell'anni, no? Ma Bisogna arrivare sempre. io a lei vi auguro ancora di più, signora. A me? Di più, No, di più. È troppo. Fin dove vuole arrivare? È troppo, lo sa il Padre Eterno. Simpatica, simpatica. Bisogna questa aspettare, signora. no? Bisogna aspettare. Bisogna aspettare, avere pazienza, quando è ora e via. E quando è ora che succede? Quando è ora come tutti quanti, perché i nostri genitori ne hanno fatto uguale. Fa uguale fanno, sì, uguale E noi fecero. dobbiamo fare uguale. Ma è così, lei Va bene, no? lei contenta? Va bene, sì, molto contenta. Ma che... Arrivederla, grazie. Arrivederla, buon appetito. Grazie. Buon appetito. Grazie. Buon appetito. Ma che donna, simpatica, con gli spaghetti in bocca, masticare parecchio perché è vecchia. E poi, voglio dire, insomma, lui era morto, indubbiamente, ma lei era viva e così, di buon grado. Lei, insomma, come dire, aspetta, adesso fa piacere, dice vecchia, però lo spirito non lo è, come vedete, no? Magari, insomma, così simpaticamente allegra, 79, ne ha ancora molti, via. Sì, da qui a 100. Pronto? Pronto signora, buongiorno, devo parlare con Nicolino. Che cosa vuole? Io sono Teresa Baddia. Sì? Sì, lui mi aveva promesso di farmi diventare velina. Ma senta, vada a prendere in giro sua sorella o qualche altro parente. Mia sorella fa la letterina. Ah, ecco, Sì. ma guardi. E io invece voglio diventare velina. Ah, vorrebbe diventare velina. Teresa Baddia mi chiamo. Ecco, e Sì. io che dovrei fare? Lei dovrebbe diventare velona. Ah, certo. Sì. Ma va a quel paese, te e tutti i parenti tuoi. Ma no, dico, sono tutti morti questi uomini. Nicolino, io avevo già pronto il gioco di parole, che lui mi aveva detto, vieni da Nicolino, dovete Nicolino. Nicolino. Ma basta, non scherziamo sui morti, e sui vivi. Sì, andiamo, sto cercando dei nomi di maschio possibilmente vivo, ecco perché è difficile trovare vivi oggi, Oh mamma, sì, per benino, sai,
Ecco, sì, ecco fatto. Ora vediamo se questo Ettore, ma Ettore magari è vivo, al limite, via. Ettore magari può essere anche, potrebbe anche, al limite. Vediamo un po'. Risponde la... No, non mi interessa, non perdo tempo e basta. E via, su. Vediamo di trovarne uno vivo. Fabio, per esempio, Fabio per me è vivo. No, dai, Fabio non mi vivi, insomma, abbastanza vivi. Vivacini, insomma, non ancora defunti. Vediamo un po'. Potrebbe essere, sì. Sì, potrebbe essere, ma... Si risponde. E non risponde. Il fatto che non risponda mi fa pensare che o uno è morto, sono morti tutti, e altro invece, seconda, che è vivo ma non c'è. È a lavorare da qualche parte, insomma, non rispondono e io vado avanti cercando qualcuno che mi faccia fare la velina. E devo agganciare una moglie giusta, magari gelosa, sì, quello. Esatto. Pronto? Sì, buongiorno, parlo con Ivo? Sì. Ah, Ivo, come stai? Sono Teresa. Teresa? Teresa Baddia. Non ti ricordi di me? No, non mi ricordo. Mi avevi promesso che mi facevi diventare velina. Non ti ricordi? Teresa? Teresa, sì. Che io ti avevo promesso di ricompensarti adeguatamente. Non ti ricordi che io ti dicevo, te mi fai diventare velina, io ti faccio tutto quello che vuoi? Ma da dove parla, scusa? Ma io parlo qua, sono in città, sono pronta, guarda, ho deciso, tu mi avevi detto, dai, prima mi dai qualcosa tu, poi ti faccio diventare velina. Ho deciso, ti voglio dare qualcosa, cioè tutta me stessa. Io ti do tutta me stessa e se tu vuoi farmi qualche favore, non voglio soldi, io voglio solo diventare velina, tu ci metti una buona parola. E io... Ma ti sta sbagliando? Io giovane sono, ho 19 anni. 19 anni, sono giovane, però sai, qui si invecchia presto nel mondo delle veline. Ma forse sei sbagliata con qualche altro. Teresa Baddia, non ti ricordi? No. Non ti ricordi? Ah, allora tu mi hai illuso inutilmente. Ma sei sbagliata. Mi hai fatto perdere del tempo prezioso. Sei sbagliata numero. Ivo, no, Ivo. Io ora vengo a casa tua e mi spoglio tutta nuda, mi metto sul tavolo e ti faccio vedere il ballettino. Ma Ivo, pover'uomo, ho bisogno di mogli, però Ivo voglio richiamarlo. Ho bisogno più di mogli che di mariti. In effetti, no? Vediamo se Ivo mi risponde ancora. Scappano di fronte alla 19enne aspirante velina, scappano. Pronto Ivo? Guarda, non fare così, altrimenti io vengo lì veramente a casa tua e dico tutto a tutti, quello che c'è stato fra noi. Io dico quello che tu mi hai illusa, mi hai detto. Sentiva anche la moglie, quello che c'è stato fra noi, ripeteva e rideva, però lui è riattaccato perché c'ha la coda di paglia in qualche modo, anche se non è vero, ha paura. Pronto, io sono Teresa Baddia. Ivo mi ha promesso di farmi diventare velina se io gli facevo le cosine che piacciono a lui. E io le ho fatte le cosine. Ivo le cosine che gli piacciono a lui se fa fare da moglie. No. E velina ci diventi che te lo fa mettere da qualche parte da qualche altro. Ciao Nina. Ma ha messo Ivo me l'ha messo Ivo. Ma io ti richiamo, adesso visto che ero un po' coglioni, fammi rompere fino in fondo, no? Vediamo un po'. Sì, ma ha capito, ma l'hanno presa per una puttana, povera Teresa. In effetti sì, ma insomma, no, vedi Teresa, Ivo e famiglia non vogliono più. No, non mi importa. E chi se ne frega? E va bene così, si va dall'alto, si va dall'alto. Sì, ma che tu vuoi fare?
questo è quanto. E quant'altro? Quant'altro. Anche. Sì. Anche. Le anche svolgono un ruolo. Pronto? Sì, pronto, buongiorno signora. Devo parlare con Marino, per favore. Chi lo desidera? Sono Teresa Baddia. Prima mi ha detto ti faccio diventare velina se mi fai qualche piacerino. Io ho fatto tanti piacerini a lui, Mi ha Ma detto, signora, mi sa che lei sta sbagliando per fammi questo, fammi quest'altro. Io gli ho fatto tutto quello che voleva lui. Adesso tocca a lui farmi diventare quello che mi ha promesso. Ma mio marito? Sì. Ma lei mi sa che sta dai numeri all'otto. Ma scusi, ma lui non lavora nella televisione? Mio marito va in Sì, televisione. Teresa Baddia, ma non ha mai parlato di me. Signore, ma Teresa Ma mi ha Mattia. fatto capire che lui poteva fare molto per me. Ma ogni tanto ci ha fatto fare delle cose da me. Ma va, raccontami che gli ha fatto di bella mio marito. Io gli ho fatto, guardi, delle cosine con la mano, delle cosine con la Ma che bocca, ha fatto le cosine con la mano? anche con la bocca. E poi anche con altre cosine che c'ha addosso, perché sono molto ben messa, sa. Mi ha fatto anche fare il seno, un bel seno, sa. A lui piace tanto, piace. Ho capito, sì. E poi ho le labbra gonfiate con silicone. A lui piace molto la labbra gonfia. La labbra gonfia, la labbra. Ma che ha fatto? Gli ha rotto pure il seno col silicone. No, non mi ha rotto niente. Ma un'altra cosa mi ha rotto. Ma Che gli ha rotto? non lo posso dire perché è una cosa che sta di dietro. Ah, gli ha rotto il culo. Ma li morte. Senti, non fa più sto numero. Marina mi ha illusa. Mi ha detto lo posso fare. Magari lui non c'entra niente con la televisione. Ma intanto io le cosine gliele ho fatte. Fategliele ho. E come sono le fategliele Guarda, ho? smettila perché io. Teresa Baddia sono. Ma te lo do io a te, Teresa Mattia. No, Mattia, Matta. Baddia. Tu sei matta da legare. Io sono la futura velina e quello che mi ha fatto lo deve rendere, capito? Ah, è la futura velina. Sì. Complimenti. Sono la velina morra. La velina no. Senti, Cocca, chiunque tu sei un uomo, non mi rompere più i coglioni. Hai capito? Perché adesso io sta telefonata, l'ho registrata. Brava. La manda alla polizia. No, dicevi carabinieri. Brava. Ascolta. Brava sto cazzo. Non mi rompo più i coglioni. Marina, si è fatto fare tutte le cosine. Lei non mi fa niente per me. Oh, Marino, manco io si addrizza più, lo sai? Non è vero. Come non è vero? Non gli si addrizza con te, ma come si addrizza, sai? Non è vero. Ah, con me non gli... Senti. Con te non gli si addrizza. Senti, oggi proprio mi mancava sta telefonata. Lui detto me lo ha. Mi ha detto, dice, con mia moglie non mi si addrizza più. Ma con te. Non mi si addrizza più. Ma con te Teresa, mi si addrizza tanto. Ma va a morire ammazzata. Ma non molestare le persone, manicomio. Molesta, ma che manicomio? Mani, bocca e tutto il resto. Te l'ha messo pure in bocca. Certo che... Ma vaffanculo, va. Ma ce l'aveva dritta con me. La signora completava i concetti in modo proprio prosaico, no? Quella mia madre che è fortissima, questa è una delle più forti. Sicuramente, proprio. Poi ripeteva per il suo pubblico, no? Io c'ho il mio, lei aveva il suo familiare. Sì. Ora forse arriva lui, ma mi sembra troppo rimbecillito, non gli si addrizza più, poi figurati. Pronto? Pronto signora? Oddio. Signora, sono sempre io, Teresa Baddia, mi chiama, deve fare la velina. Hai la voce da uomo. No, Baddia, sono maschio, mi sono femmina. Ma vaffanculo. Ma dove abiti? Femmina sono. Femmina sono. Ma Io- dove... Mortacci tua. Marina mi ha fatto fare tutto quello che mi ha detto, mettiti così, e io mi sono Ma messa ha così. fatto bene, almeno si è divertito. Sai che con le- posizione mi ha fatto mettere? Tante posizioni. Sai anche in quale posizione gli piace di più? La pecorina. Brava! Questo lo sai, te lo ricordi da tanto tempo fa, ma a me l'ha fatto adesso, sai?
Ma senti, senti, scherzo per scherzo, dove l'ha conosciuto? Ma lui non c'è un uccello, lui c'ha uno spieddo, io ci voglio mettere il procedendo per fare lo spieddo. Ma che cazzo, vaffanculo, guarda, non fa più sto numero, perché mo telefono alla questura, me lo faccio mettere sotto controllo, Te lo fai mettere? Ma sarebbe anche l'ora che te lo facessi mettere, Don Marino. Ma fatelo mettere te nel culo, matta che sei! Ho già fatto. Ai. Perché poi sono un uomo, poi sono una donna, matta che sei. Va bene, d'accordo, c'è poco da fare. La signora, guarda, ho solamente pochi secondi, per cui la richiamo proprio in volo. Se risponde bene, se non risponde bene ugualmente, perché è stata una protagonista vera e propria di questa prima parte del sondazzo. Sì. Teresa Baddia. Vedo che non risponde, abbiamo 30 secondi in questo momento per andare avanti e poi per fermarci, certamente. Comunque io continuo a far squillare questo telefono e alla fine la signora o non risponde o risponde. Ecco. Teresa Baddia sono. Baddia Teresa, brava. Capito mia? Sentito mi sta? Sentendo mi sta? A tra poco! Sai cosa mi piacerebbe fare in questa seconda parte? Riprendere sempre quel numero lì della signora molto esplicita, no? Non fare più Teresa Baddia, ma il fratello di Teresa Baddia, magari, o il Bombardino, che ne so, qualcuno, che so, Efisio Baddia, no? Sì, dai. Si richiama, sì. Insomma, che lui ha qualcosa da dire per via del signor Marino che ha promesso tante cose a Teresa, già. Vediamo però. Vediamo se sono lì che traccheggiano. Se traccheggiano. Pronto signora, buongiorno. Sì? Efisio Baddia le sta parlando. Io sono il protettore della signorina Teresa. Senta, per gentilezza. Come mai questo signor Marino mi vuol portare via il posto? Vuol portarmi via il posto? Sono io il protettore, il papone di Teresa, chiaro? Ma a me che me frega che lei è il protettore e il papone. C'è qualcuno che la vuol far diventare, qualcuno sono io, devo essere io, non il signor Marino. Che cosa si inserisce lui in questa mia situazione? Guardi, adesso faccio. Efisio Baddia, sono anche un Ma te lo parente. dico, se te sei matto. Adesso io chiedo Efisio Baddia. Da dove viene quest'ultima chiamata? Quest'ultima chiamata viene dallo stesso posto da dove veniva la penultima, la terzultima, la quartultima, la quintultima, la sestultima, Ma eccetera. ammazzato! Efisio Baddia sono. Ma sei sto cazzo, matto perso! Sono lo zio e anche il papone della signorina. Se sei il pappone della Teresa Pappa! A te, pappa tanto quella lì. Ai. Basta con la famiglia Baddia, che è una famiglia un po' strana, Vabbè, andiamo subito da qualcun altro, facciamo un altro numero, anche perché, cari amici del G, siamo assolutamente, senza rete, senza rate, possibilmente si paga in contanti, che ne so, magari non si paga nemmeno. No, voi non pagate niente, il sondazzo è gratis, e non solo quello, tutto quello che ascoltate è gratis. Sì, ma questo non solo su Radio Blu, ma anche su tutte le altre radio, solamente che magari questo vale di più, perché insomma rispetto, è vero? Sì, no, c'è più sostanza. Già. Pronto, buongiorno signora. Allora, le volevo dire che Elvio mi ha detto di lei, Sì. Siccome io ho più sostanza, cioè praticamente mi sostituirei a lui per 2 notti alla settimana. Scusi un attimo, ma lei chi è? Sono un amico di Elvio. Lei è la moglie? Sì, un attimo che passa a lui, Sì, va bene, e passa a lui. Passa a lui. Chi è? Pronto? Signor Elvio, buongiorno. Allora, io mi sostituirò a lei nel letto coniugale per 2 notti la settimana, va bene? Così le allevio la fatica.
Non ho capito, scusi. Allora, io ho deciso di sostituirmi a lei per 2 notti alla settimana nel letto coniugale per alleviarle la fatica. Ma chi è? Senta, amore, ma chi sei? No, io sono il trombator cortese. Chi? Il trombator cortese. Cioè io sono una persona che fa del bene ai mariti che hanno un po' di, insomma, sovraffollamento, no? Ecco, sessuale. Io tolgo un po', per 2 notti la settimana la sostituisco, nel letto coniugale. Mi dica lei, quali sono le 2 notti che preferisce? Senti, ma perché mi va a fanculo? Appunto anche quello è contemplato, è contemplato. Ma chi sei, dico? Il trombator cortese. Ma quale trombatore cortese? Ma vattene a fanculo, ma qui ci serve in casa. Ma guardi che un suo amico mi ha dato il suo numero, mi ha detto che lei ne ha bisogno. Ma chi sei? Lei ha bisogno. Ma chi? Lei, signor Elvio, ha bisogno che qualcuno si sostituisca a lei di tanto in tanto. Senta, ma chi sto parlando? Col signor Nazario, per caso? Sì. Sì. Nazario? Nazario? Sì. Di San Benedetto? Sì. No, guardi che lei sbaglia forse. Scusi, Nazario di San Benedetto, sì, perché c'è qualcosa che non va bene? No, non è Nazario di San Benedetto. San Benedetto, aspetti. Aprimi il giro, un nome solito, la mia linda fonte, il nome, San Benedetto, nome. Pronto? Sono un ex sacerdote. Sì. Devo rifarmi di tutto il tempo in cui non ho trombato. Mi capisce, no? E allora vado ad alleviare il letto degli altri. Ma capisce? Il letto, lei dove fa le sue cose sessuali? A letto. E allora un giorno, anzi 2 la settimana io vengo e entro. Vai al fanculo. Sì, anche naturalmente. È contemplato anche quell'atto lì. Sì. Non so se sua moglie ha mai ottemperato alle sue richieste. Ma quale richieste? Alle richieste del deretano, signore. Alle richieste del deretano. Del deretano? Lei avrà chiesto il deretano a sua moglie, no? No, io l'ho chiesto a te il deretano. Ah sì? Ma se ne può parlare, non c'è nessun problema. Sì. Allora, in queste 2 notti allora mandiamo via la moglie e stiamo insieme io e te, tesoro. Vaffanculo, chiudi il telefono e vaffanculo. Sono Nazario da San Benedetto. Ma chi è Nazario da San Benedetto? Sotto il tetto, familiare, plin plin. Capisce? Pronto? Qua questa persona di San Benedetto a me viene fuori la giaculatoria, che ne so, vai, l'ho richiamato, scusa, che fu? Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Allora sono già d'accordo con suo marito Elvio. Passerò mi dica una cosa, ma non c'è niente da fare lei? Appunto, adesso io chiamo il 113 e faccio rintracciare. Lui mi ha detto anche del culo, una cosa che mi interessa. Io chiamo il 113 e faccio rintracciare la telefonata. E poi vediamo che 2 notti la settimana, signora, 2 notti solamente. Se poi vuole di più se ne può parlare, Signora? Mamma mia, ragazzi, come sono antipatici, non vogliono. Vabbè, d'accordo, ok, non importa. Vabbè, faremo a meno, anche perché dalla voce la signora non sembrava troppo arrapante. Vabbè, facciamo un altro numero, certo che lo facciamo. No, guarda, come mi dispiace che questo sia occupato. Sai perché? Sai come si chiama questa persona, che non so se è di sesso maschile o femminile? Si chiama Iliade, pensate, ma pensa sempre come Omero, oppure, che ne so, come Eneide, che non c'entra niente con Omero, ma assona con Iliade, insomma, è vero, sì, no, niente da fare, via. Poteva anche dire Odissea, insomma, casomai, allora. Via, su. Eneide non è di Omero, è di Virgilio, no? Virgilio.it, ma che no, vabbè, vediamo un po' se. Guarda come si chiama questo, martedì. Pronto? Sì, buongiorno, il signor Amedeo? No, sono il padre, che? È il padre di Amedeo. Senta, siccome suo figlio fa lo psicologo, vero?
No, no. Sì, e si è spacciato almeno per tale nei confronti di una signorina che io conosco, e poi si sono visti e lui gli ha detto tante cose, che lui è psicologo, dice sono Amedeo, lo psicologo. Guardi, queste storie le vado a raccontare Questa altri. signorina c'è caduta e questo non va bene, ha capito, se non è veramente Queste psicologo. storie le vado a raccontare altri. Questo se l'è fottuta, ha capito o no? Ha capito o no che suo figlio se l'è fottuta facendosi passare per psicologo, Amedeo? Non so ne altri, diceva altri, e io invece no, io li chiamo lui, lo guardo un pochino. Pronto? Sì, guardi, è inutile che le riattacchi, i fatti non si cambiano così, bisogna capire queste cose, perché Ma il signor queste sono cose sue, a me non mi interessano niente. Ma sì, ma lui se l'è fottuta questa mia amica, capisce? Facendosi passare per Senta, psicologo. non mi rompe i coglioni. Ma come non me rompa i coglioni? Che finezza. Non me rompa i coglioni. Onde sono capitato? Deve essere in Lazio, sì. Occhio e croce, bisogna richiamarlo. Au. Amedeo, abbiamo scoperto che è Amedeo, visto? Lui quello che si fa passare per... Ma che stiamo vediamo un po' se risponde questa volta o se non risponde. No, se non risponde per carità di Dio non è un problema, però se risponde lo è ancora meno. Dunque vediamo un po', non risponde. Dai che non risponde. Lui non vuole sapere niente perché quel suo figlio Amedeo ne ha combinate così tante, non mi rompa i coglioni, non ne voglio sapere nulla, capito? E magari giustamente c'ha le palle piene di suo figlio questo qua. Sì, perché quell'Amedeo lì, poi l'abbiamo sentito molto spesso, no? Proprio al sondazzo, faceva, ma quante ne imbroccai anche quello, facendosi passare per, ma non era. No, che non era, ho appurato che non è psicologo, non è. Figlio non è. Siamo da un'altra persona. Sì, altre persone, sì. Tante altre persone esistono nel mondo, anche troppe. Tant'è vero che di alcune potremmo fare benissimo a meno. Sì, potrei fare anche dei nomi molto conosciuti, ma non li faccio, li sapete anche voi. E allora aspetto che qui qualcuno risponda, però sembra che non succeda ciò non sta succedendo. No, non importa, perché come ho detto prima, tante sono le persone nel mondo, tanti pesciolini da pescare nel mare, e io lancia la tua rete. Sì, vediamo un po', ho lanciato, Lisca, sì, pronto, parlo con Giorgio? Pronto? Di Matteo. Sì, ma sì, come va? Di Matteo. Sì, come va? Pronto? È impazzito. Sì, no, io sto bene di testa, È impazzito. anche di culo, sto bene, sono a sedere. Ah, pronto? Come stai? Non sono impazzito. La pazzia è un dono di pochi, casomai. Ma questo, perché mi ha preso? Non ho capito niente, devo capire meglio. Non richiamo, naturalmente. Non ho capito bene. Di Matteo diceva, e poi è impazzito. Telefonate senza senso, che proprio per questo ne acquistano uno ancora più grande, che se ne avessero. Detto giusto? Meno male. Ecco, pronto? Non risponde. Questo si è preso paura. Non è impazzito, Di Matteo. Ma chi è Di Matteo? È lui o sono io? Lui non risponde a questo nome, almeno a leggere cosa c'è scritto qui. Quindi dovrei essere io, Di Matteo. Pronto? Non risponde. E vado un altro a fare pronto. Pronto? Perché dici che sono impazzito? Pronto? Come stai? Perché mi dici che sono pazzo? Perché? Rispondi. Di Matteo. È la parola magica. Di Matteo. Pronto? Che c'è? Non ti senti bene?
Stai poco bene? Non te li conosco. Come mi conosci? Di Matteo! Di Matteo! Chi è Di Matteo? Chi? Chi è Di Matteo? È impazzito, è impazzito. Pronto? È impazzito. Respira, respira, su, più forte, profondamente. Un bel respiro profondo, su, avanti, forte. Così, va bene. Un po' di asma. Asma bronchiale. Dica 33. Dica 33. 33. Dica 44. Dica 44. Come sono 44? 44. 44. Bene. Sì. Come si sente adesso? Come si sente adesso? Bene. Ah. Ma lei sente che ha un respiro affannoso? Ha un respiro affannoso. Sì. Perché? Perché sta affanno. Perché? Perché sta affanno. C'hai l'affanno. Si riguardi, si distenda. Dica. Ecco. Dica 69. Ma chi è, scusi? Dica 69. Ma chi è lei? Dica 69. Ma lei chi è? Io sono il dottore Il dottore di che? del corpo umano. Del corpo umano. Del corpo umano. Esatto. Lei ha lasciato la dentiera nel bicchiere? Ha lasciato la dentiera nel bicchiere? Ho lasciato? La dentiera. Dove ha lasciato la dentiera? Qui, al bagno. Al bagno. Ecco, me ne ero accorto. Me ne ero accorto. Senta. Buongiorno. Vada a recuperare la dentiera. Se la metta e torni al telefono. Ha capito? Sì. Vada a mettersi la dentiera. L'aspetto al telefono. Vada. Su. Subito. Sta andando? Sta andando? Beh, non risponde. Sta andando? Sta andando. Sta anche tornando? Vi farò vomitare. Dentiera no, dentiera sì. Sentiamo se parla diversamente con la dentiera. E io è come se le vedessi le cose, un dottore come me ha capito subito che lui era senza dentiera. Beh. Quanto ci mette? Quanto ci si mette a infilarsi una dentiera? Lo sapete? Io non lo so, non ho idea. Immagino che basti tum tum, infilarsela, no? Non basta? Ci vuole l'adesivo? Che ci vuole? Che ne so? Ci vuole un po' di tempo, Vediamo se arriva con la dentiera e se riusciamo a fargli sbattere i denti. Su, vieni, 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 vieni. Sta arrivando? Forse. Pronto? Ha messo la dentiera? Sì. Ecco, adesso sbatta i denti fortemente, così. Sbatta forte i denti, mi faccia sentire la dentiera. Più forte? Ah, ho capito, sì, ho sentito, ho conato di come. Dunque, adesso mi dica chiaramente qualche parola. Mi dica, io ho la dentiera. Dica. Io ho la dentiera.
Ecco, vedi che parla meglio di prima? Ecco, ora deve dire assassino. Deve dire la parola assassino. Assassino. Ecco, ora tolga la dentiera un attimo. Sì, La tolta? sì. Ecco, dica sempre assassino. Assassino. Vede la differenza? Lei senza dentiera dice assassino, con la dentiera dice meglio, assassino. Ora rimetta la dentiera. Ora rimetta, perché già c'è gente che sta rimettendo. Rimetta la dentiera. L'ha rimessa? Sì, Ecco, ora ribatta i denti, mi faccia sentire stock, 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 la dentiera. Forza. Molto bene, grazie. Allora, senta, io le posso assicurare che tutti molti miei ascoltatori in questo momento sono alle prese con i conati di vomito, qualcuno ha già vomitato, qualcuno sta per vomitare, qualcun altro non riesce più a mangiare, in quanto sono le 13:29 e devo chiudere il sondazzo sulla sua dentiera. Caro signore, lei è in perfetta salute, contento di saperlo? sì. Bene, allora stia tranquillo, viva una vita felice e tranquilla con la sua dentiera o anche senza, non importa, viva bene perché lei sta bene, d'accordo? Complimenti, arrivederci. Mi ha capito? Ah, capisco chi è lei, scusi. Il dottor Ma che dottore? Spaccaculi. Il dottor Spaccaculi, sono un luminare, sì. Io la saluto, signor Giorgio, continui così, si morda una mela e via, arrivederci, buongiorno, vada, arrivederci, oh mamma, come state voi più che altro, bene, male, non lo so, io vado in bagno. Io sono il G, il mio numero è 333 180 52 52. Chi mi vuole lo piglia e lo fa. Chi non lo fa vuol dire che non mi vuole, o allora. Non c'è il sondazzo, stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo, ma non mi importa. Ma se c'è il sondazzo, io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete.